Eccoci ancora con l'ente per il turismo dell'Istria ed Edi Camper per vivere un'altra esperienza di Target nell'Istria croata, tornando nella costa sud-occidentale poco a nord di Pola. Abbiamo così l'occasione di conoscere più approfonditamente Fasana, località in perfetta simbiosi con il suo splendido mare, ben oltre i classici elementi presenti in un centro balneare. Fasana vive ancora genuinamente la propria tradizione e ne ha saputo fare tesoro. Io sono Ivana Ajduković-Prepušt, lavoro nell'ente turistico di Fasana e oggi ci incontriamo a Fasana. Fasana è un paese piccolo ma antichissimo che nel periodo romano era più noto come il paese della fabbrica d'anfore appartenuta a Caio Lecanio Basso e da dove, come lo confermano i bolli, l'olio d'oliva istriano veniva esportato nella vasta zona dell'impero romano. Seguendo questa tradizione, anche oggi l'olio d'oliva fasanesi sono noti e premiati nel mondo. Anche oggi a Fasana, come in altre zone dell'Istria, la produzione dell'olio extravergine d'oliva conosce livelli d'eccellenza. Siamo l'azienda agricola Balia, ci troviamo a Fasana e stiamo continuando la storia di Caio Lecanio Basso, il famoso romano che a Fasana e a Brioni ha vissuto e ha coltivato vigne e oliveti. Con la piccola produzione che abbiamo oggi stiamo continuando la tradizione di mio nonno e di mio padre. Io sono Nicoletta e dal 2006 gestisco l'azienda agricola qui a Fasana. Abbiamo circa 500 alberi di olivo di varietà autoctone su una superficie di 3 ettari di terreno e ci stiamo impegnando a produrre un olio di qualità che rappresenti bene sia il nostro paese, il nostro territorio, ma anche che rappresenti bene la continuazione di quella tradizione che fu nei tempi romani. Produciamo solamente una varietà di olio, ovvero un blend, il che vorrebbe dire che si tratta di un mix di diverse varietà di olivo, tra cui Lecino, Buja, che è una varietà autoctona, Bianchera istriana e Carbonazza. Insieme tutte queste varietà creano un olio molto equilibrato e adatto all'uso quotidiano, sia con i piatti tipici come pasta, pesce, carne, formaggi e diverse altre cose. Grazie al nostro impegno siamo stati anche premiati con la guida Floss Olei, è una guida internazionale che premia i migliori oli al mondo e abbiamo avuto questo onore di ricevere il premio per i migliori 20 oli al mondo nel 2010. Da allora abbiamo continuato e abbiamo mantenuto la stessa qualità per gli anni dal 2010 in poi e siamo molto orgogliosi di questo successo. La pesca inizia ad essere presente già nel Medioevo e rimane un importante ramo dell'economia fino ai giorni nostri. Sardella è il pesce più comune nelle reti fasanesi. Si trovava alla tavola della popolazione del luogo, ma anche alle tavole degli ospiti mondani. La sardella aveva un posto centrale nella vita di Fasana quotidiana e oggi quasi tutta l'offerta turistica del paese è incentrata attorno alla sardella. Per questo caso il piccolo pesce ha la sua piccola accademia di sardella. Ogni anno l'ente turistico di Fasana durante luglio e agosto organizza corsi gratuiti della piccola accademia dei pescatori sardella che si tengono sulla riva fasanese. Si può partecipare nei programmi di scuola di salature delle sardelle, realizzazione dei nodi marinari, la realizzazione e la riparazione delle reti da pesca, come si rema sulla tradizionale barca fasanese Batana. Dopo aver raccolto tutti i timbri nella tessera del programma, l'ente turistico di Fasana vi conferirà il diploma della piccola accademia dei pescatori sardella.
Fasana è anche un luogo ideale per le famiglie con i bambini. Ci sono tanti altri eventi che celebrano la ricca storia e tradizioni del paese. Fasana è anche un luogo ideale per trascorrere le vacanze durante la primavera o l'autunno. In questo periodo si offre una gastronomia autoctona e vari tipi di sport. I sentieri ciclistici ci offrono la possibilità di ammirare la meravigliosa costa passando attraverso la macchia, gli odori della flora locale con uno sguardo alle isole di Brioni. Durante l'estate, se amate gli sport sull'acqua, qui troverete le attività adatte a tutte le età, che vi permetteranno di arricchire di nuove esperienze la vostra vacanza al mare. Vi invitiamo a Fasana di trascorrere le vostre vacanze, di godere non solo il mare, ma della nostra cultura, gastronomia, tradizione e di scoprire Fasana in più. Abbiamo già visto che Fasana è la porta d'accesso al Parco Nazionale delle Isole Brioni, proprio di fronte. Questa volta non possiamo lasciarci sfuggire l'occasione per farne conoscenza. Lasciamo così in terraferma il nostro camper e decidiamo di imbarcarci alla scoperta di questo luogo magico. Il sottomarino turistico offre un'ulteriore nota di colore all'area del porto, mentre l'imbarcazione che collega Fasana a Brioni sta per partire. Nella breve traversata apprezziamo il mare cristallino e gli orizzonti sempre più ampi verso l'entroterra istriano. Una volta sbarcati è d'obbligo il giro dell'isola principale a bordo di uno dei trenini turistici con guida in ogni lingua. L'arcipelago di Brioni è composto da 14 isole con una natura dalla bellezza abbagliante. Osserviamo gli ampi spazi e una vegetazione mediterranea nel suo massimo splendore, dove vivono struzzi, daini, zebre, cervi, mufloni, lama, mucche indiane, pecore della Somalia, elefanti e tanti altri animali. A Brioni sono state anche rinvenute le orme di ben altri animali vissuti in epoche remote, i dinosauri. La presenza degli animali esotici è dovuta ai molti omaggi di questo genere che capi di Stato e personaggi famosi erano soliti fare a Tito, presidente di quella che fu la Jugoslavia, e che qui era solito trascorrere i suoi periodi di riposo, evidentemente non indifferente alla bellezza del posto, circondato dalle piante d'agave e dalle piantagioni di agrumi. Si può visitare la chiesa di San Germano del XV secolo, con le riproduzioni di affreschi e monumenti glagolitici, il museo archeologico nel castello del XVI secolo e diverse testimonianze storiche. La natura dell'isola propone anche un ulivo ultracentenario e altri scorci davvero suggestivi.
Andando più indietro nel tempo, in uno scenario paradisiaco, sono ben evidenti segni della presenza nell'isola anche degli antichi romani. Certo, se i romani avevano costruito qui le loro ville, un motivo ci sarà stato. E così è arrivato il momento di salutare, molto a malincuore, questa terra magica. Siamo certi che anche voi, magari proprio con Eddie Camper, troverete 1000 più motivi per scoprire tutti i segreti di questo cuore rosso immerso nel blu del mare.